Le mani si muovono veloci, si parte con 3 foglie larghe e poi si raccolgono le altre da una parte e dall'altra per proseguire l'intreccio. Come ogni anno torna la tradizione ligure dell'intreccio delle palme da portare poi a far benedire in occasione della celebrazione liturgica della domenica che precede la Pasqua. Da che parte bisogna cominciare? Da 3 foglie che si dividono in 4, quindi poi diventano 12 pezzi e poi si intrecciano. È una bella tradizione. Sì, molto, che però speriamo che duri. Una volta si insegnava anche a scuola. È una cosa che si può apprendere velocemente. Assolutamente a qualunque età. E come mai ha sentito l'esigenza di cominciare? Perché mi diverte lavorare con le mani. Un viaggio attraverso una pratica antichissima che da centinaia di anni prosegue fino ai giorni nostri. È un simbolo al quale le persone tengono. È proprio una tradizione ligure. Sì, addirittura nei momenti di difficoltà o di eventi atmosferici venivano messe fuori per portare tranquillità e far cessare quel che c'era di negativo. Portiamo avanti una tradizione di molti anni, dei nostri avi, diciamo. Sono contenta di farli tutti gli anni, sono sempre presente a fare le palme. È una vecchia tradizione che ci tramandiamo da generazioni. Come vuole la tradizione genovese, qualche giorno prima della Domenica delle Palme, gruppi di signore si riuniscono davanti alle chiese ad intrecciare, un'abilità che spesso si tramandava da madre in figlia. Oggi, oltre alle donne, imparano l'usanza anche i giovanissimi ragazzi del catechismo. Ti piace? Sì, dai. Chi è che vi hanno costretto o siete venuti di vostra Siamo sponta? venuti con il catechismo, abbiamo iniziato, l'abbiamo fatto con la parrocchia qua di San Giovanni, con Don Emiliano. È una cosa che rifaresti l'anno prossimo? Ma sì. In cattedrale a Chiavari l'appuntamento per ricevere la benedizione delle palme è domenica alle 9:45. La messa delle 10 sarà poi trasmessa in diretta su Teleradio Pace 1 al canale 12. Nel mio paese ognuno si lascia così o che vuole fare le trecce lo fa le trecce, però io sto imparando oggi, ho imparato bene.